Spranghe e bastoni per un gigantesco regolamento di conti sulla pubblica via. Ha coinvolto circa una ventina di bengalesi la rissa andata in scena verso le 20:30 di mercoledì in via Rinascita, a Marghera. Tutto è nato dall'alterco all'interno di un negozio di alimentari, per ragioni sulle quali le 9 persone identificate dai carabinieri, tutti bengalesi sotto i 30 anni, hanno preferito tacere. In breve dalle urla si è passati alle vie di fatto e i due gruppi si sono fronteggiati davanti agli occhi degli allibiti residenti. I militari sono poi intervenuti a sedare la rissa, ma al loro arrivo la maggior parte dei contendenti si era già dileguata. L'ennesimo episodio da Far West ha rilanciato le preoccupazioni sul livello generale di sicurezza nella città giardino. Veramente la gente comincia ad avere paura e non è una paura percepita, è una paura reale, oggettiva. Io ci vivo a Marghera, quindi la vivo, insomma. In mattinata il direttivo congiunto delle municipalità di Marghera e di Mestre si è riunito per discutere delle problematiche legate alla mancanza di sicurezza, in particolare nella zona a ridosso della stazione ferroviaria, sui due lati del famigerato sottopasso ciclopedonale. Bisogna anche impostare una strategia complessiva che integri nel dispositivo della sicurezza anche il tema dell'intervento sociale, il tema dell'intervento ambientale, in modo da superare il degrado da una parte e le forme di abbandono sociale dall'altra. Un maggiore presidio delle forze dell'ordine nelle zone più a rischio, sostiene il presidente di Marghera Gianfranco Bettin, è senz'altro necessario ma non sufficiente. Chiediamo interventi non occasionali legati all'emotività del momento, ma una strategia che è quella che manca e che crea questi problemi in molti punti della città.